Bentornati sul mio canale. Oggi vi portiamo a Matera. Iniziamo il nostro viaggio da Piazza San Francesco d'Assisi, una delle piazze più suggestive di Matera. Qui si affaccia la splendida chiesa di San Francesco d'Assisi, con la sua elegante facciata in stile barocco che domina il centro storico. Al momento, però, la chiesa non è visitabile perché interessata da lavori di ristrutturazione. Nagtatago ng kutsilyo yun, dami mong titignan. Sabi ko, inihain ko kanina. Proseguendo la nostra passeggiata tra le vie del centro storico, troviamo anche la piccola chiesa di Santa Lucia e Sant'Agata alla Fontana. Una chiesa semplice e raccolta, quasi nascosta tra i palazzi, ma capace di trasmettere tutta l'atmosfera autentica di Matera. Nonostante le sue dimensioni contenute, questo luogo custodisce secoli di storia e rappresenta una delle tante testimonianze della profonda tradizione religiosa della città. Passiamo sulla destra alla Chiesa del Purgatorio, una delle chiese più particolari della città, famosa per la sua facciata decorata con simboli legati al tema della morte e della rinascita. La chiesa di Santa Maria del Suffragio, detta comunemente Chiesa del Purgatorio, è una chiesa del XVIII secolo costruita in stile barocco. Fu realizzata grazie alla Confraternita del Purgatorio, un'associazione religiosa che si occupava di pregare per le anime dei defunti, da cui deriva il nome. Il biglietto costa 4 euro. Per ora continuiamo il nostro cammino tra i vicoli di Matera, salendo lentamente verso Piazza Duomo, uno dei punti panoramici più belli della città, da cui si apre una vista spettacolare sui sassi. Perché dicevi? No, perché guardavo qua. Camminando tra le stradine in pietra, incontriamo anche la chiesa di Santa Chiara d'Assisi, un luogo semplice e silenzioso che si inserisce perfettamente nell'atmosfera raccolta del centro storico. All'interno della navata sinistra mi ha colpito un crocifisso con la rappresentazione del Cristo sofferente. Non risulta essere una delle opere principali menzionate nelle guide ufficiali, quindi potrebbe essere esposto in questo periodo di Pasqua. In fondo al viale, iniziamo ad intravedere il Palazzo Lanfranchi, uno degli edifici storici più importanti della città. Oggi ospita il Museo Nazionale d'Arte Medievale e Moderna della Basilicata, dove sono conservate opere d'arte, collezioni storiche e testimonianze della cultura del territorio. Il biglietto d'ingresso è di 10 euro. Quelli che ti fanno dare i soldi però. Proprio accanto troviamo il belvedere di Piazzetta Pascoli, uno dei punti panoramici più belli della città. Da qui si apre una vista spettacolare sui sassi e sulla gravina, soprattutto al tramonto quando la pietra si colora di sfumature dorate. È anche un luogo molto vivo e frequentato, dove spesso si incontrano artisti di strada, musicisti e persone che si fermano semplicemente ad ammirare il panorama e l'atmosfera unica di Matera. Io sono Placido, che la luce del cervo fece diventare un sacro, generale per gli uomini, umile servo per Dio. In questa città di Sasso io sconfissi il nemico saraceno. Oggi veglio sul vostro cammino affinché la discordia non varchi mai questa soglia. Onore a Matera.
per questa eterna pietra. Ave turisti! Ave Cesare! Siamo arrivati alla cattedrale di Matera, il duomo che domina la parte alta del centro storico. Proprio davanti alla cattedrale si apre il belvedere Luigi Guerricchio, un punto panoramico davvero spettacolare. Da qui la vista sui sassi è ancora più suggestiva. Si osserva il Sasso Barisano in tutta la sua ampiezza, con le case scavate nella roccia che sembrano scendere a gradoni verso la gravina. Entrando nella cattedrale di Matera, appena oltre l'ingresso si trova anche un piccolo spazio espositivo museale legato alla storia della chiesa e del suo patrimonio. Si possono trovare opere, reperti sacri e materiali che raccontano la storia del Duomo e dei restauri. In particolare, alcuni oggetti e opere legati alla cattedrale sono oggi conservati anche nel patrimonio museale diocesano della città. Subito all'interno della cattedrale si viene accolti da un piccolo presepe permanente, che resta esposto durante tutto l'anno e aggiunge subito un'atmosfera molto suggestiva all'ingresso. Il biglietto d'ingresso costa 7 euro. Sotto le vetrate a pavimento della cattedrale di Matera si possono vedere resti archeologici e stratificazioni del terreno antico su cui è stata costruita la chiesa. Proseguendo, l'interno del Duomo colpisce per la sua eleganza barocca. Stucchi dorati, decorazioni raffinate e una navata luminosa che guida lo sguardo verso l'altare maggiore. Ogni dettaglio racconta la lunga storia di questo edificio, che risale al XIII secolo ed è dedicato alla Madonna della Bruna e a Sant'Eustachio. Le cappelle laterali custodiscono opere sacre e decorazioni che testimoniano secoli di fede e trasformazioni artistiche, mentre l'insieme dell'ambiente trasmette un forte senso di armonia e solennità. Ora ci dirigiamo verso Casa Noa, una delle tappe culturali più interessanti di Matera. Si tratta di una dimora storica restaurata, appartenuta alla famiglia Noa, che oggi è diventata un centro di interpretazione del territorio. La particolarità di Casa Noa è che non è un museo tradizionale. Al suo interno si segue un percorso multimediale che, attraverso video e narrazione, racconta la storia di Matera, dai Sassi alla rinascita della città. È un'esperienza molto coinvolgente perché permette di capire davvero come si è sviluppata la città nel tempo e perché è stata riconosciuta come patrimonio UNESCO. Il costo del biglietto è di 7 euro, prenotabile anche online. Le porte erano aperte per il caldo. Io guardavo passando e vedevo l'interno delle grotte che non prendono altra luce e aria se non dalla porta. Alcune non hanno neppure quella. Si entra dall'alto, attraverso botole e scalette. Dentro quei buchi neri, dalle pareti di terra, vedevo i letti, le misere suppellettili, i cenci stesi. Sul pavimento stavano sdraiati i cani, le pecore, le capre, i maiali. Ogni famiglia ha in genere una sola di quelle grotte per tutta abitazione e ci dormono tutti insieme, uomini, donne, bambini e bestie. Così vivono 20.000 persone. Ora siamo arrivati in una delle piazze principali di Matera, Piazza Vittorio Veneto, il vero cuore della città moderna e punto d'incontro tra il centro storico e i Sassi. La piazza è sempre molto viva, circondata da palazzi, bar e punti panoramici, ed è anche il luogo da cui si può iniziare a scendere verso i Sassi per continuare l'esplorazione della città. Qui si trova il celebre Palombaro Lungo, una gigantesca cisterna sotterranea scavata nella roccia, che un tempo serviva per raccogliere e conservare l'acqua. È uno dei luoghi più sorprendenti della città perché si sviluppa completamente sotto la piazza. Entrando si scopre un ambiente immenso, silenzioso e affascinante, che racconta quanto l'acqua sia sempre stata fondamentale nella storia di Matera. Il biglietto costa 3 euro, non è prenotabile online, e quindi vi consiglio di arrivare 10 minuti prima dell'apertura, perché c'è veramente molta coda. All'ingresso vi daranno un opuscolo che spiega la storia di questo sito.
Anche in questa piazza c'è un magnifico belvedere. Si trova accanto al Palombaro Lungo, è chiamato Belvedere di Piazza Vittorio Veneto. È proprio affacciato sulla piazza e offre una vista molto ampia sul centro di Matera, con scorci che scendono verso i Sassi. È anche una zona molto animata, dove spesso si trovano artisti di strada, musicisti e piccoli spettacoli che rendono l'atmosfera ancora più viva e caratteristica. È un peccato dover coprire la musica, perché crea davvero un'atmosfera fantastica. In questo momento, tra gli artisti di strada e il suono che riempie la piazza, si respira tutta la magia di Matera. Il monumento ai caduti in emiciclo è un luogo di memoria che rende omaggio ai cittadini materani caduti durante le guerre mondiali. È un simbolo importante di rispetto e storia, inserito in un contesto urbano. Siamo arrivati ora all'Ipogeo Materasum. È un sito sotterraneo nel centro di Matera che racconta molto bene la natura nascosta della città. Si tratta di un complesso di ambienti scavati nella roccia, probabilmente utilizzati nel corso dei secoli per diverse funzioni. Depositi, cisterne per l'acqua, spazi di lavoro e forse anche ambienti abitativi in epoca più antica. Come gran parte della Matera sotterranea, anche questo ipogeo fa parte di quel sistema diffuso di cavità e costruzioni scavate nel tufo che si sono stratificate nel tempo. Il biglietto costa 8 euro ed è prenotabile online. Il terreno presente nel sotterraneo. Del sotterraneo di piccole nicchie scavate nel... Si guarda lo scopo. Il bistretto lì sopra, Giù non c'è niente, è un piccolo cieco. No, guarda qua su. Adesso faccio come mi hai detto tu, lo inquadro da vicino. Vuole vedere che sta... Se fa un capello qua c'è. Qui vi consiglio davvero di segnarvi questo panificio, perché i panzerotti sono favolosi. Ma non solo, hanno anche un'ampia scelta di stuzzichini salati da prendere al volo, perfetti per uno snack durante la visita della città, e tutto a prezzi davvero accessibili. Mentre saliamo lungo la roccia, ci troviamo davanti a uno dei luoghi più suggestivi di Matera, la chiesa di Santa Maria de Idris. È letteralmente scavata e costruita sopra questo sperone roccioso, quasi come se fosse nata dalla pietra stessa. La chiesa di Santa Maria de Idris è un luogo molto panoramico e particolare perché non è una chiesa classica, ma un insieme di spazi in parte scavati nella pietra e in parte costruiti in muratura. All'interno la chiesa è molto semplice e oggi ha perso l'aspetto originario, ma conserva alcune opere e affreschi e soprattutto è collegata tramite un passaggio alla cripta di San Giovanni in Monterrone, dove si trovano affreschi medievali tra XII e XVII secolo. La salita è un po' impegnativa, ma ogni passo ripaga con scorci sempre più belli sui sassi e sulla gravina. La chiesa, vista da vicino, sembra quasi fondersi con la roccia. Un esempio perfetto di come qui architettura e natura siano inseparabili.
E arrivati in cima, la vista su Matera è davvero spettacolare, soprattutto al tramonto, quando la pietra si colora di tonalità calde e tutto il paesaggio sembra sospeso nel tempo. Ja, ja, hast du. La venimos a alguien. Lo que tiene mucho. Escúchamelo contigo, va a estar un poco más fuerte. Que ponemos. Gente. Te voy a comprar un chupito de limoncello. Che siano per. Facciamo un'ultima tappa alla chiesa di San Pietro Caveoso, una delle chiese più scenografiche dei Sassi, affacciata direttamente sulla gravina e circondata da un panorama davvero spettacolare. Al momento, però, la chiesa è interessata da lavori di ristrutturazione e non è completamente visitabile. Prima di concludere questo video, vi consiglio il ristorante Madame Giulia che si trova in una posizione davvero splendida, con una vista meravigliosa sui Sassi di Matera. Abbiamo mangiato dei paccheri al baccalà veramente favolosi. L'interno del locale è scolpito sulla grotta. Non mancate al prossimo video, pieno di sorprese.